Diamo il benvenuto, buongiorno Taranto, a Luca Lazzaro, esponente di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Lazzaro, candidato sindaco del centrodestra, che poi in qualche modo ha sostenuto tacente al ballottaggio, però adesso consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che nei giorni scorsi ha espresso solidarietà umana a Bitetti, sostenendo che insomma la violenza sia fisica che verbale è sempre sbagliata, ma ha detto Taranto sostanzialmente ha bisogno di tutto tranne che di dimissioni. Questa città va governata. Come la legge l'opposizione la decisione di Piero Bitetti di lasciare? Ma è sicuramente un atto che diciamo è incomprensibile in questo momento. Io posso comprendere quelle che sono e sono da tenere lontane quelle che sono le violenze fisiche e verbali che un personaggio politico, un amministratore può subire, però un atto del genere non è facilmente comprensibile. Un atto del genere che arriva dopo meno di 50 giorni dall'insediamento del sindaco sicuramente non è comprensibile. Peraltro Taranto non può essere abbandonata a se stessa neanche per un giorno. Taranto è in una situazione di emergenza, Taranto è in una situazione grave. La passata amministrazione Melucci aveva abbandonato da tanto tempo la città e aveva abbandonato a se stessa con tutta una serie di problematiche. Oggi la città ha bisogno di essere guidata sia per quanto riguarda le sue scelte in termini prospettiche, per quanto riguarda le scelte importanti che ci sono dal punto di vista industriale, ma anche dal punto di vista della gestione interna della città. Parliamo, immagino, insomma, di decoro urbano, mobilità, una serie di cose. Lazzaro, però io ho bisogno di capire una cosa. Anche la vostra, secondo me, non è una posizione comoda, nel senso che da un lato avete una comunità che in qualche modo è contraria a queste nuove ipotesi come l'uso del carbone o la nave rigassificatrice, dall'altro avete il vostro governo che propone queste cose. Voi all'opposizione, voi di centrodestra e di destra all'opposizione, siete favorevoli o contrari a questo accordo di programma? Ma io credo che il percorso che è stato fatto, insomma, è stato fatto un percorso importante per quanto riguarda il dialogo tra gli attori in campo. Credo che sia stato significativo, siano stati fatti passi avanti importantissimi, ed ecco perché non si può abbandonare il campo. Abbandonare il campo significa interrompere il dialogo, significa non portare avanti quelli che sono gli interessi della città, e Taranto oggi ha degli interessi giganteschi di fronte a sé, ha interessi in termini di investimenti economici sul territorio, ha interessi in termini prospettici per quanto riguarda l'occupazione, per quanto riguarda tutta una serie di azioni che vanno portate avanti. E quindi secondo voi Bitetti dovrebbe firmarlo questo accordo, Lazzaro? A mio parere c'è da portare avanti una serie di ulteriori interlocuzioni e quindi poi arrivare a una firma di un accordo di programma che vada innanzitutto, per esempio, a fare un passo avanti per quanto riguarda uno dei programmi che noi abbiamo portato in campagna elettorale, cioè dire no al dissalatore. Il dissalatore all'interno dell'accordo di programma non viene più sul fiume Rara, per esempio viene fatto su una piattaforma galleggiante, e lì va ulteriormente approfondito dove viene collocata la piattaforma, dove viene installata la piattaforma galleggiante. Ci sono tutta una serie di ulteriori passi avanti che sono stati fatti e che sono stati recepiti, ed ecco perché abbandonare il tavolo credo che non sia qualcosa di utile alla città. Grazie a Luca Lazzaro di Fratelli d'Italia per essere stato con noi, grazie davvero, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi.